Perché è importantissimo andare a votare il 22 ottobre? Cerco di spiegarvelo. Lo Statuto della Regione Veneto è legge dello Stato italiano votata dal Parlamento italiano. All'articolo 1 scrive che il Veneto è regione autonoma. Il Veneto è già regione autonoma per una legge dello Stato italiano votata dal Parlamento italiano. E l'articolo 2 scrive: l'autogoverno del popolo veneto si attua in forme rispondenti alle caratteristiche e tradizioni della sua storia. La regione concorre alla valorizzazione del patrimonio culturale e linguistico delle singole comunità. Parole vuote se noi non ci dimostriamo al fianco delle nostre forze politiche, al fianco del nostro governatore, per dare loro forza, per dare loro peso. Noi non abbiamo votato dei parlamentari perché vadano ad alzare la mano in favore dei mercati della finanza. Noi abbiamo votato dei parlamentari perché vadano a rappresentarci. Quindi, se noi non diamo una risposta adeguata, se noi non rafforziamo il peso contrattuale che loro hanno, è inutile che ci lamentiamo. Dobbiamo andare a votare, anche perché, sempre legge italiana, esiste il principio di autodeterminazione dei popoli, legge del 25 ottobre 1977, numero 881. Ratifica ed esegue il patto internazionale relativo ai diritti economici e sociali e culturali, nonché il patto internazionale relativo ai diritti civili e politici. All'articolo 1 scrive: tutti i popoli hanno diritto di autodeterminazione. In virtù di questo diritto, essi decidono liberamente del loro statuto politico e perseguono liberamente il loro sviluppo economico, sociale e culturale. Ora, nello statuto della Regione Veneto sta scritto l'autogoverno del popolo veneto. Popolo veneto. Quindi giuridicamente noi possiamo, quando vogliamo, appellarci al diritto di autodeterminazione dei popoli. Lo sapete che peso contrattuale daremmo ai nostri parlamentari, ai nostri esponenti politici? Lo sapete il peso contrattuale che daremmo al nostro presidente della regione, qualunque esso sia, qualsiasi partito rappresenti? È un dovere andare a votare. È inutile che poi ci lamentiamo: ma non serve niente, ma se tempo butta via. Non è tempo sprecato. È dimostrare di avere grande senso di dignità, grande peso. Allora sì che noi possiamo chiedere ai nostri parlamentari di renderci conto. Se noi non ci mettiamo di fianco a loro e non facciamo vedere che siamo un popolo che vuole decidere il proprio futuro, difficilmente potremmo sopravvivere dignitosamente a quello che sta succedendo. Roberto Ghizzo, Nord-Est Europa, Veneti liberi nell'Europa dei popoli. 22 ottobre 2017. Referendum sull'autonomia del Veneto. Il quesito sarà: vuoi che alla Regione del Veneto siano attribuite ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia? La proposta sottoposta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto. I seggi saranno aperti dalle 7 alle 23. L'elettore dovrà presentarsi al seggio indicato nella propria tessera elettorale munito di un documento di riconoscimento valido.